Buonasera, benvenute, benvenuti. Sono veramente felice di aprire e poi anche chiuderò questa serata, che è una serata importante. A me spetta solo il compito di aprire la serata. In realtà devo anche ringraziare tante persone che hanno partecipato, dando il loro contributo ai tavoli tematici, al questionario, ai professionisti che in maniera gratuita, gli statistici, gli architetti, i docenti, i genitori, insomma la nostra comunità che ha reso possibile elaborare dal basso una proposta partecipata. Questa sera presenteremo i dati, sono tanti, se ci sarà qualche piccolo errore il responsabile sono io, perché non è stato semplice mettere insieme tutti i dati e farne un documento di sintesi, che peraltro è a disposizione di tutti, e poi alla fine vi insegnerò come scaricare, vi dirò come si può scaricare il documento. Dunque, per quanto riguarda i dati, cominciamo subito perché sono tanti e sono tutti molto interessanti. Abbiamo dato la parola e la possibilità di presentarli a una parte significativa ma piccola, non si poteva fare diversamente, delle persone che hanno collaborato e realizzato a sintetizzare questa proposta. Questa è una riunione stasera importante, non solo perché presentiamo i risultati di questo lavoro partecipato, ma perché da stasera la palla passa a voi, a tutti noi, perché la possibilità che dopo 30 anni che si parla a Mogliano di una biblioteca si possa concretizzare dipenderà molto dal numero delle firme che noi potremo raccogliere per riuscire a rendere realizzabile quello che tutti noi abbiamo detto che vogliamo, partecipando ai tavoli, scrivendo il nostro parere, partecipando al questionario. Mi fermo qui. A farci da tutto e poi questa sera da Discassant c'è Antonella Agoli, che miracolosamente è scappata da dalle fauci del lupo di Cappuccetto Rosso. Vi racconterà lei a cosa mi riferisco, ma insomma è qui con noi, per noi è stata una guida, un faro, e ci ha portato, ci ha seguito nel processo. Quindi a seguire ci sono una serie di relatori che presenteranno i dati. Il mio compito è finito, il primo relatore, che dovrebbe essere Pietro Bon. Ecco, a te la parola, ti passo il microfono. E guarda la scaletta qui. Grazie, scusate un attimo. Non pensavo toccasse subito a me, non ero pronta psicologicamente. Abbiamo cambiato un po' il Va bene, allora improvvisiamo. No, allora, praticamente io sono arrivata davvero all'ultimo momento a fare queste riflessioni sulla biblioteca con un bel invito, ti ringrazio anzi per avermi coinvolto, perché mi interessavano una serie di attività per la nostra biblioteca. E sto guardando un po' in grande, confesso, però sono tutte cose fattibili magari nel giro di qualche anno. E ho partecipato a una serata qualche sera fa, appunto, dedicata a questo momento di focus group, in cui, prendendo i dati del questionario che vi verranno presentati, abbiamo un po' riflettuto, diviso in due gruppi, su il contenitore biblioteca e i contenuti della biblioteca. E secondo me una delle cose, diciamo, principali che sono emerse nel corso di questa serata, al di là degli specifici contenuti e appunto delle specifiche dimensioni estetiche per la biblioteca, è il fatto che bisogna un po' superare il concetto di biblioteca che abbiamo in mente da tantissimi anni. Cioè è vero che il libro è assolutamente fondamentale, il libro è centrale ed è importantissimo mai come oggi riportare la gente alla lettura. Ci sono tra l'altro anche in giro in Europa questo 2026 tutta una serie di iniziative per riportare le persone alla lettura, quindi quello rimane l'elemento centrale.
però è necessario anche proprio un cambio di paradigma nel modo di pensare la biblioteca, che deve diventare qualcosa di più e che noi abbiamo definito questa idea di cittadella della cultura, cioè un luogo che sia appunto costruito attorno al concetto di libro, ma che diventi parte di un sistema cittadino in cui appunto formazione, educazione, incontro, eventi e nuove tecnologie possano incontrarsi e riuscire assieme a creare un sistema culturale di cui fanno parte tutti, fanno parte i cittadini, fanno parte le famiglie giovani, le famiglie non meno giovani, i ragazzi, gli studenti, gli anziani e tutti quanti. Io fra l'altro riflettendo su questo sono andata anche a cercare un po' in internet qualche esempio di belle biblioteche in giro per il mondo. Sono impazzita quando ho scoperto quella di Helsinki, la Oodi Library. Non è assolutamente paragonabile a quello che possiamo fare noi per ovvi motivi economici, però parliamo di una struttura che è qualcosa, anche proprio nella riflessione che c'è dietro, assolutamente incredibile, per gli strumenti che offre, ma anche proprio per l'idea che le persone vadano là e si possano incontrare in questo centro. E soprattutto è anche un centro che rappresenta un po' l'identità cittadina. E questo è un po' quello che manca da noi. Io confesso che la penultima volta che sono stata alla biblioteca era forse 20 anni fa, perché avevo bisogno di internet e quindi ero venuta qua a vedere se funzionava, e l'altra volta in cui sono venuta era tipo 2 settimane fa, quindi a distanza di 20 anni, e io abito di fronte alla biblioteca, quindi mi vergogno profondamente. L'ho trovata molto utile, ma ho trovato una serie di mancanze che mi hanno reso difficile, diciamo, continuare in questi giorni ad andare in biblioteca. Però quello che mi piacerebbe, al di là di questo, è il fatto che la biblioteca ci rappresenti, cioè che uno arrivi a Mogliano e dica: ah, bella la biblioteca, bella questa cittadella della cultura, perché se non viviamo di cultura di questi anni non so di che cos'altro possiamo vivere nella situazione in cui ci ritroviamo. Quindi ecco, questo elemento di cittadella della cultura e di attenzione da una parte al contenitore, a rendere la biblioteca più bella, più accessibile, più accogliente, più moderna, più tecnologica, e dall'altra i contenuti, cioè creare questo sistema di servizi che coinvolga le persone, coinvolga la cittadinanza e al tempo stesso offra opportunità anche a chi viene da fuori che magari nel proprio paese non le ha, sono stati i temi principali di questi focus group. E quindi io sì, non aggiungo moltissimo a questo, direi, però appunto mi auguro che la biblioteca possa diventare proprio espressione viva dell'identità cittadina, a partire dal nome, perché è stata fatta una riflessione molto carina su questo. Io non ho niente contro il nome attuale, però si diceva che proprio la prima riflessione deve partire da lì, perché nel momento in cui uno sa il nome della biblioteca sa anche che cosa rappresenta, un po' come il centro De André di Marcon. C'è proprio tutto un significato dietro il nome ed è stata una cosa che è emersa proprio nei focus group. Quindi io lascerei la parola al prossimo oratore. Grazie mille. Allora, ho il compito infausto di sostituire il nostro statistico Fabio Cari, che ci ha seguito nella parte di rielaborazione dei dati del questionario, che purtroppo, come tanti questa sera, non può essere con noi, ahimè, perché è colpito dall'influenza. Si scusa, per cui vado un attimo a rielaborarvi e a presentarvi quelli che sono stati i dati più caratteristici che abbiamo trovato all'interno delle risposte del questionario, per chi non c'era il focus group della volta scorsa, in maniera tale che poi diventi patrimonio comune e che tutti quanti poi riusciamo a cogliere anche il fil rouge che ha legato poi queste risposte a quello che poi sarà il progetto che andremo a presentare di qui a breve. Allora, qualche dato significativo, portate pazienza, ma li leggo perché sono tanti e quindi li vado ad elencare rapidamente. Alcuni li trovate anche riassunti all'interno della slide. Allora, intanto abbiamo avuto 817 risposte, che è un successo straordinario tenendo conto che comunque il questionario si è mosso all'incirca in un arco temporale di un mese.
Inoltre, per quanto riguarda la partecipazione giovanile, per cui da un'età che va dai 18 ai 29 anni, abbiamo avuto una partecipazione del 30,6% dei rispondenti, che se calcoliamo anche l'8% dei rispondenti al di sotto dei 18 anni va a sfiorare quasi il 40%. Quindi c'è una domanda giovanile preponderante per spazi di studio e aggregazione qualificati. Poi l'altro dato interessante è che il 46% dei rispondenti sono state persone che o hanno un titolo di laurea o hanno un titolo post laurea. Altro dato interessante, ma assolutamente non scontato, che però fa riflettere, è il 44% dei rispondenti che sono le persone che frequentano la biblioteca e che hanno risposto frequentando la biblioteca. Vuol dire che il 56% dei rispondenti la biblioteca non la frequenta, e poi vedremo nei dati successivi il giudizio generale è quello di un servizio che a livello di standard non è per nulla soddisfacente. Poi abbiamo misurato anche l'insoddisfazione per l'inadeguatezza degli spazi attuali, che sale al 34%, con ambienti considerati obsoleti e non conformi a quelli che sono gli standard regionali. Poi c'è un altro dato, ovvero la carenza di postazioni sale studio, segnalata dal 31%, con postazioni numericamente insufficienti e prive di adeguamento tecnologico. C'è una mancanza di servizi per giovani e adolescenti, questo segnalato dal 27%, che segnala un'assenza di offerta integrata, esempio ludoteca, sale prove, workshop e via dicendo. L'offerta culturale complessiva è insufficiente per il 44% dei rispondenti, perché c'è una richiesta di un palinsesto di eventi continuativo e non banale. C'è un bisogno stringente di nuovi spazi pubblici, questo è stato segnalato da ben il 63% dei rispondenti, che danno quindi un mandato politico chiaro per la realizzazione di una nuova opera pubblica. Inoltre c'è un desiderio di partecipare a quelli che sono gli eventi, anche questo è un dato non scontato, perché il 53% appunto segnala la propria volontà di partecipazione a quelli che poi saranno eventualmente gli eventi che verranno posti in essere. Dall'altro lato, l'altro lato significativo è quello del 31%, che sono i rispondenti che desidererebbero frequentare corsi e formazione, per cui una richiesta di educazione permanente e anche di alfabetizzazione digitale. C'è un desiderio di socializzazione e incontro, segnalato dal 21%, per cui una vocazione relazionale dello spazio inteso come una sorta di terzo luogo, per cui, come si diceva prima, un luogo che un attimo si stacca da quella che è la tradizionale visione della biblioteca che siamo abituati a conoscere. Il 49% dei rispondenti richiede l'apertura durante il weekend, per cui sabato e la domenica, e quindi una richiesta molto forte di estensione temporale irrinunciabile, soprattutto segnalano i rispondenti per quel che riguarda i periodi d'esame. E altro dato molto importante, l'80% dei rispondenti vorrebbe un'apertura che fosse pomeridiana e prolungata fino alle 20 e oltre. Questa è una condizione essenziale, ce lo segnalano, per la fruibilità da parte degli studenti di questo spazio, ma anche e soprattutto da parte dei lavoratori. C'è una disponibilità anche al coinvolgimento diretto, quindi una disponibilità anche alla cittadinanza attiva, che è stata segnalata dal 43% dei rispondenti, per cui quindi con una straordinaria propensione della comunità ad una gestione sussidiaria che poi vedremo spiegata all'interno del progetto. Ecco. Come vedete, tutti quanti questi dati poi li abbiamo
presi, raccolti all'interno del focus group e sono stati sintetizzati poi in quella che è la proposta progettuale che adesso andremo a presentarvi, per cui chiedo a Paola di salire sul palco in maniera tale da poter introdurci a quello che è il progetto per la nuova biblioteca da parte appunto di questo neocomitato che si è creato, che tiene assieme cittadini, associazioni, forze politiche e che da questa sera muoverà i primi passi per la raccolta firme. Grazie Paola. Buonasera a tutti e a tutte. Allora, da dove parto? Parto da quando mio figlio, che oggi ha 30 anni, andava in biblioteca e io gli chiedevo: ma dove vai in biblioteca? E lui mi rispondeva: ma penso che andrò o a Marcon o andavo a Marghera, alla biblioteca del Forte Marghera. Quindi quando hanno cominciato a pensare all'idea di una biblioteca a Mogliano, ho detto: questa è un'idea assolutamente nuova, ci sta in una città come la nostra, perché non è possibile che i nostri ragazzi, per riuscire ad avere una biblioteca efficiente, si devono spostare dal nostro paese. Le biblioteche da sempre fanno parte del tessuto sociale di una città, sono fondamentali, ma chi mi ha preceduto lo ha già detto, no? Siamo passati dai santuari della lettura, dove si entrava in biblioteca e c'era un silenzio, anche tossire disturbava la quiete del momento, all'idea che la biblioteca deve diventare un luogo dove si offrono servizi, dove si offrono opportunità, dove si offre integrazione e coesione sociale. Uno va in biblioteca, cosa va a fare? Va a raccogliere informazioni, ma in realtà non raccoglie solo informazioni. Quando si va in biblioteca si trovano le persone, quindi è un luogo che è già un luogo di coesione sociale, ma che deve essere potenziata quest'idea che la biblioteca è un luogo dove ci si può trovare insieme, dove si possono condividere aspetti di varia natura, dove si possono passare dei momenti insieme. Quindi da un'idea di biblioteca tradizionale, e devo dire che chi ha compilato il questionario è molto aderente a quello che ci ha raccontato la dottoressa Antonella circa 20 giorni fa. Ho trovato assolutamente le risposte delle persone, di queste 800 persone, quindi che non sono poche, molto coerenti con quello che ci raccontava Antonella e della visione che Antonella aveva della biblioteca. Allora, se noi pensiamo a una biblioteca di questo tipo, dobbiamo pensare che la biblioteca fa aggregazione sociale, quindi non soltanto un luogo dove si cresce, dove la cultura rimane al centro, dove il libro, la lettura rimane al centro, ma dentro questo nucleo della lettura e del libro si innescano tutta una serie di attività che vanno pensate e vanno costruite come cittadini sulla base delle idee della popolazione, perché voglio dire, le popolazioni sono diverse, ci possono essere delle idee strutturate di massima, ma poi i bisogni di una città possono non corrispondere a quelli di un'altra città. Quindi bisogna essere in grado di cogliere i bisogni, di cogliere il momento sociale e di portare un'idea di biblioteca che sia assolutamente rispondente ai bisogni di quei cittadini. Allora, guardate, questa è una slide che prova a riassumere, anzi riassume quello che è la nostra idea di biblioteca. Allora, sicuramente valorizzare il libro, voglio dire, comunque la biblioteca deve mantenere l'idea che fa crescere i cittadini dal punto di vista culturale e dà opportunità per lo sviluppo di nuove competenze. Quindi questo è sicuramente uno degli aspetti della biblioteca, è il più classico, sì, però sicuramente va mantenuto. Crea relazioni, cioè noi dobbiamo pensare che la biblioteca è un luogo dove ci si trova, si va in biblioteca e si condividono
spazi, momenti, idee e la possibilità che la popolazione nelle sue varie nature, giovani, vecchi, anziani, bambini, possano trovare dei momenti di condivisione. In nuova forma, quindi attenzione, le biblioteche oggi devono offrire tecnologie, devono offrire la possibilità di accedere a servizi innovativi e quindi la possibilità di creare anche laboratori per imparare, sperimentare e poter crescere. Promuove la cultura, ecco, una biblioteca che abbia la possibilità di creare anche eventi, mostre, spettacoli, incontri per tutta la popolazione in relazione appunto al momento anche particolare, sostenibili, quindi gli spazi devono essere moderni, attrattivi, deve essere un luogo che attrae le persone, cioè uno va lì e sta bene, deve sentirsi bene, non può essere in un luogo chiuso dove c'è qualche finestra e si vede la luce entrare. No, abbiamo bisogno di spazi, di guardare fuori, di vedere oltre, di vedere magari il verde. E poi deve coinvolgere la comunità. Questo è interessante, no? Non so se mi è sfuggito, ma il 50%, se ricordo bene, delle persone che hanno completato il questionario hanno dato la disponibilità a collaborare per le attività della biblioteca. Questa è una cosa assolutamente, poi non sarà il 50, sarà il 30, però questo significa fare comunità. Allora, se noi pensiamo a una biblioteca di questo tipo, che cosa immaginiamo? Sicuramente non immaginiamo condomini, no? Ma immaginiamo luoghi aperti, luoghi profondi, immaginiamo le tratte, immaginiamo il verde, immaginiamo che lì abbiamo anche, immaginiamo il verde, abbiamo l'idea di vedere fuori, di vedere le persone passare, di rilassarsi. Quindi se poi sei l'idea di biblioteca, c'è anche un luogo fisico che può rispondere a queste necessità. E allora dico, siamo qua, cerchiamo di fare tutto quello che è nelle nostre capacità, e sono convinta che ne abbiamo molto, perché ne abbiamo bisogno. E credo che una biblioteca di un certo tipo sia un ambiente che può rigenerare anche la nostra città e creare coesione sociale, quindi uno spazio che non sia né il lavoro né la casa e magari neanche sempre il bar, ma che sia un posto dove si può andare anche per star bene e condividere magari con degli amici o con nuovi amici delle necessità. Grazie. Grazie Paola, adesso entriamo nel vivo, nel concreto della presentazione, perché per chi ha partecipato ai focus group abbiamo diviso i tavoli di lavoro, uno sul contenuto e uno invece sul contenitore, poi ovviamente li abbiamo messi in dialogo tra di loro, per cui questa sera andiamo prima di tutto a presentare un attimo quelle che sono le idee che sono emerse rispetto al contenitore, e per questo, come prima già accennava Franco, ci sono stati tanti architetti e professionisti che ci hanno dato una mano. Questa sera per presentare questa parte progettuale abbiamo chiesto a Gianni Scognamiglio, che è il nostro assessore ai lavori pubblici nel comune di Pregazziola, ma orgogliosamente nostro iscritto a Mogliano Veneto per il Partito Democratico, di venire a illustrarci quello che è il risultato di questo lavoro. Se vuoi c'è anche il puntatore. Grazie, buonasera a tutti. Allora, noi abbiamo affrontato nei vari incontri a cui abbiamo partecipato per contribuire, ognuno per la propria sensibilità, competenza, voglia, interesse, eccetera, quindi potevano essere gli aspetti da sottolineare anche dal punto di vista di immaginarsi in quale contenitore la biblioteca potrebbe avere gli spazi, la dimensione e le caratteristiche migliori. Abbiamo evidenziato alcuni punti per quanto riguarda gli aspetti fisici di questo contenitore. Alcuni sono delle caratteristiche non solo tecniche dimensionali, ma anche che danno il senso della qualità
degli spazi dove i servizi, le varie attività, non solo i momenti di studio, di confronto, ma tutti gli eventi che potranno essere organizzati nella biblioteca possono avere degli spazi sufficientemente adeguati ed attrezzati. Per far questo, visto che ovviamente le disponibilità non saranno illimitate e neanche gli spazi saranno illimitati, quindi la prima ipotesi è quella di avere un contenitore che possa essere il più flessibile possibile. Questa è una delle caratteristiche più importanti da sottolineare all'inizio. La flessibilità cosa consente? Consente intanto di rimodulare anche nel tempo gli spazi disegnati nel progetto e utilizzati nelle prime fasi di avviamento della biblioteca, dove sono state ovviamente magari immaginate delle attività, dei servizi che poi nel tempo possono evolvere, possono cambiare, possono essere integrate, possono essere modificate, possono richiedere che gli stessi spazi, così come sono stati immaginati all'inizio, possono avere la necessità di essere adeguati, senza ovviamente mettere mano ad opere strutturali e stravolgimenti all'edificio. Quindi gli spazi interni dovranno essere sufficientemente flessibili e modificabili proprio per garantire tutto questo. Altro aspetto della flessibilità è quello di immaginarsi che questo contenitore possa iniziare la propria vita con delle dimensioni che poi nel tempo possono essere modificate e ampliate. Al sommarsi delle attività e dei servizi a disposizione della comunità dovranno rispondere anche ad un potenziamento della struttura e quindi una possibilità semplice di ampliarsi. Immaginiamoci una sorta di organismo che riesce a rispondere in tutto e per tutto alle esigenze della comunità di volta in volta, man mano che vengono manifestate, che vengono esposte, che vengono richieste. Questo è importante da sottolineare non solo per questa caratteristica, per questa dotazione preliminare, ma anche perché ci consente di ragionare sull'ubicazione del nostro contenitore. Dal concetto di flessibilità, quindi di avere a disposizione un edificio, un contenitore che possa, non quotidianamente, ma quando sarà necessario, adeguarsi, ampliarsi e modificarsi, abbiamo bisogno di uno spazio che possa effettivamente rendere questo possibile. Noi abbiamo provato a comparare le potenzialità del posto che ci siamo immaginati come posto ideale per far nascere una nuova biblioteca con diciamo, la modalità a volte più scontata di utilizzare un edificio esistente, qualunque esso sia, quindi senza una scelta che parte da considerazioni tecniche o affettive particolari, ma solo dalla disponibilità immediata di un certo contenitore. L'alternativa che noi abbiamo considerato meno interessante è proprio questa, quella di sfruttare un contenitore che l'amministrazione potrebbe rilevare, ma che rappresenta per le caratteristiche del contenitore, quindi la vetustà dell'idea progettuale, della qualità degli impianti, della qualità degli spazi, ma soprattutto la rigidità del contenitore. Il contenitore definito e da riutilizzare ha delle dimensioni, delle caratteristiche che saranno sempre quelle, al di là di come lo potremo utilizzare all'inizio e al di là di quello che ci potremo immaginare nel futuro. Questo ci ha fatto propendere per individuare un'area che avesse delle caratteristiche tali invece per garantire anche le caratteristiche della flessibilità, non solo, così come è emerso anche nel questionario. Molti hanno l'ambizione di frequentare un posto, una biblioteca, uno spazio pubblico sostanzialmente, che disponga anche di spazi aperti, di qualità, e quindi che si confronti con l'ambiente, che possa permettere anche di svolgere delle attività tipiche della biblioteca anche all'aperto e all'esterno. L'occasione ottimale è quella di avere un'area verde, un parco importante di qualità a disposizione con cui confrontarsi. Quindi dall'interno di questi spazi poter volgere lo sguardo ad un ambiente verde molto apprezzato, di poterlo frequentare attraversando la biblioteca in momenti di relax, in momenti di consultazione, in momenti di confronto, e avere a disposizione anche per le molte attività tutte quelle che si possono svolgere in spazi aperti, la stagione permettendo, eccetera.
Questa dell'ubicazione è molto importante anche perché noi comunque siamo in un'area centrale, quindi facilmente accessibile, invoglia e può rappresentare un momento vero di rigenerazione urbana, nel momento in cui nell'area centrale della città riusciamo ad immaginare un contenitore e delle attività che abbiano delle connessioni con tutte le cose circostanti, importanti e preziose, dalla piazza al centro anziani, alle scuole, al cinema Busan, tutte quelle connessioni che, se vengono effettivamente sfruttate e valorizzate, potrebbero rendere la biblioteca un elemento di tutto questo macroorganismo che può funzionare per offrire il massimo delle potenzialità alla comunità che lo frequenta. Allora, parallelamente a questi ragionamenti poi si è fatta più di qualche considerazione anche sull'aspetto ovviamente delle risorse economiche, sempre partendo dalla comparazione tra ipotetiche cifre a disposizione per sfruttare un contenitore esistente oppure per fare una biblioteca con queste caratteristiche. A conti fatti si è potuto constatare che intervenendo con una realizzazione per parti, quindi immaginandosi il recupero della struttura esistente, adeguandola ovviamente e integrandola con le nuove parti. Una prima parte di un nuovo edificio con delle dimensioni anche contenute, ma già alte a soddisfare esigenze che adesso attualmente non possono essere soddisfatte negli spazi pubblici, e successivamente con le risorse che saranno disponibili nel tempo o che il comune, l'amministrazione si impegnerà a reperire, potremo già immaginarci un primo ampliamento e quindi realizzare alla fine un edificio che grosso modo potrebbe complessivamente disporre circa 1300-1400 metri quadrati dopo questo primo sviluppo, senza precludersi ovviamente tutte le considerazioni che abbiamo fatto inizialmente sulla possibilità di modificare a seconda delle esigenze l'edificio disponibile. La connessione con l'ambiente poi l'ubicazione permette sostanzialmente di avere a che fare non solo in un'area centrale della città, ma un'area della città, centrale della città, di Pregio, in particolare Pregio, e di frequentare un parco della cultura che potrebbe rapportarsi splendidamente con le comunità della biblioteca. Io spenderei 2 parole sulla qualità del progetto in ogni caso, visto che spesso ci lamentiamo nei piccoli paesi o nelle grandi città di un'architettura di scarsissima qualità, brutta, poco interessante, poco attrattiva. Sono interventi magari privati su cui difficilmente è possibile intervenire. Fa più male vedere degli edifici pubblici realizzati così male e che poi condizionano il centro delle città o le attività che tutti noi frequentiamo in modo negativo. Gli esempi ce ne sono vari. Questa potrebbe essere l'occasione e una responsabilità della pubblica amministrazione che si accinge a sviluppare un progetto del genere, di puntare molto sulla qualità del progetto. Per puntare sulla qualità del progetto ci sono vari modi, quelli di dire un concorso, di selezionare i partecipanti, ma soprattutto di dare delle linee guida tali in modo tale che il progettista possa effettivamente confrontarsi con quelli che sono gli indirizzi della comunità e quindi con le attività, i servizi, le caratteristiche che la comunità si aspetta. E ovviamente la scelta della qualità progettuale impone che ci sia un'attività sia di confronto iniziale, sia di input da parte di chi partecipa a questi incontri, a queste discussioni, ma soprattutto a chi poi dovrà tirare le fila di questi ragionamenti e fornire appunto quelle che potremmo chiamare le linee guida per la nuova realizzazione. Come si articola poi all'interno questo possibile nuovo contenitore? Sarà sicuramente dotato di aree particolari dedicate ovviamente all'area studio e lavoro, al polo dell'infanzia, alle sale modulari polivalenti che si possono prestare a molteplici incontri e attività, non sempre gli stessi, ma sempre nuovi e diversi. Un'area di ristoro attrezzata
per garantire le pause o semplicemente la frequentazione dell'ambiente a chiunque, e poi un'infrastruttura tecnologica all'altezza che possa corrispondere ai parametri attuali e moderni come dotazione fondamentale per il sistema della biblioteca. Ci sono poi delle caratteristiche interne che molti, rispondendo al questionario, hanno evidenziato, quindi ambienti molto grandi, con grandi vetrate, con notevole luce naturale a disposizione, una connessione con il verde sia per avere uno sguardo rivolto al verde sia per poterlo frequentare e utilizzare. E ovviamente impiantistica e materiali a disposizione che siano davvero attuali, che permettano di essere sostenibili, di sfruttare energia sostenibile e di garantire un offro di un livello qualitativo importante. Questo è un po' il quadro. Grazie. Grazie, passiamo invece ora alla parte legata ai servizi, alla multiculturalità e all'integrazione, per cui abbiamo chiesto a Irene Favaro di relazionare su questa parte qua. Irene, che oltre a essere una consigliere comunale del nostro comune di lavoro è anche un assistente sociale, per cui anche in questo caso ha messo a disposizione la sua professionalità per il progetto. Allora, la mia slide sarà molto più semplice ma allo stesso tempo molto complessa e dopo andrò ad esplicitare il perché. Allora, appunto qua, come anticipato Giacomo, si va dentro al contenuto e il contenuto prevede dei servizi, ok, che diano un po' una visione di biblioteca differente. Quindi si parla di servizi innovativi, di inclusione sociale, apertura alle culture, cose che dovrebbero rendere la comunità più forte e sempre più coesa. Per cui stiamo parlando di servizi che vedono un aggiornamento costante delle novità editoriali, per cui parliamo di libri, di graphic novel, di fumetti, l'emeroteca, per cui si va in biblioteca anche per sfogliare i giornali, le riviste sia nazionali che internazionali, e poi si passa alla tecnologia, all'ebook, alla scuola, all'università. Abbiamo anche servizi culturali innovativi, quindi la Human Library, dove praticamente le persone si mettono a disposizione per condividere le proprie esperienze, le proprie testimonianze, eccetera. Prestito delle cose, questo è molto interessante perché soprattutto in merito magari a interessi musicali o tecnologici, o mi sa che delle biblioteche mettono a disposizione dei quadri, delle stampe, insomma qua ci si può un po' sbizzarrire. Poi si passa all'inclusione e il presidio sociale, per cui si prevede che all'interno della cosiddetta biblioteca vi sia un servizio di tutoraggio pomeridiano dopo scuola per studenti, corsi di alfabetizzazione informatica per anziani e un supporto all'uso dei servizi digitali della pubblica amministrazione, qua siamo pro mondi inesplorati. Poi passiamo alla multiculturalità e all'accoglienza, quindi parliamo di libri e materiali in più lingue, percorsi di accoglienza con mediatori culturali, corsi di lingua italiana per cittadini stranieri e una promozione appunto di un dialogo che sia tra le diverse culture che vivono i nostri territori attraverso la nostra società. Pare semplice ma non lo è, nel senso che è molto complesso, sono servizi che sembrano innovativi ma a mio parere non lo sono, nel senso che sono servizi che da molti anni persone rivendicano e chiedono a gran voce alle varie amministrazioni che vengono sostenuti, vengono implementati. Cosa serve per implementare questi servizi? Gli spazi e sicuramente anche le persone. Stiamo parlando quindi di uno spazio che necessariamente per accogliere tutti questi servizi e queste attività deve avere due caratteristiche secondo me principali, cioè la prossimità e la trasversalità. La prossimità nel senso che se si vuole accogliere un corso
corso di lingua italiana o dopo scuola, ogni persona vi può accedere senza che vi siano ostacoli. E di trasversalità perché tocca diversi ambiti, tocca gli interessi, le necessità, i bisogni delle persone, insomma si amplia a tutti gli orizzonti possibili. Dicevo che non sono progettualità nuove, nel senso che io sia professionalmente sia personalmente sono tematiche che ritornano, si ripetono e quindi è la base, diciamo, da cui necessariamente bisognerebbe partire. Dovrebbe già esserci ma non c'è, e quindi necessariamente questo progetto di biblioteca noi l'abbiamo previsto anche per tutte queste cose che stiamo rivendicando da tempo. Quindi questa è la base, dicevo, perché da qua poi possono partire nuove progettualità, si può essere un respiro più ampio, come diceva prima Gianni, anche a livello strutturale si prevede una struttura che si possa modificare a seconda dei bisogni, delle necessità, dei cambiamenti che evolvono nel tempo, così come anche i servizi. Non necessariamente, se effettivamente si propongono queste cose, tra 10 anni ci deve essere ancora il corso di lingua italiana per cittadini stranieri, magari dovrebbe essere già una cosa superata, ma non lo è. E quindi è una base da cui partire che però noi riteniamo sia necessaria. Per cui pensiamo che sia un punto sì di arrivo ma anche un punto di partenza. Io, come diceva Giacomo, faccio l'assistente sociale, quindi lavoro nel sociale e non in questo territorio, però diciamo che la mancanza di questi servizi è un male comune purtroppo e quindi un luogo del genere è molto stimolante ed è molto arricchente sia a livello professionale ma sia poi da sbocco e respiro anche a una professionalità che sul territorio vede sempre meno comunità che supporta, se non con progetti sporadici, però devono sempre essere rinnovati, devono sempre essere rivendicati, cioè è una fatica costante. Invece avere un luogo dove permette che questa cosa sia l'idea di base, ecco, una cosa che è garantita da diciamo una rilevanza diversa rispetto al lavoro che si fa con la comunità e poi anche a quello che le persone effettivamente possono esprimere all'interno di questi luoghi. Quindi sì, oggi si chiama biblioteca, ma comunque anche da come è emerso dal questionario la necessità di avere questi luoghi dove inserire tanti servizi, tante progettualità, dove esprimere i propri interessi, ma dove anche trovare risposte ai propri bisogni e necessità è sempre più impellente. Ecco. Quindi sembrava semplice ma non lo è, e quindi io concludo e vi ringrazio. Grazie. Adesso passiamo invece alla parte del come, per cui abbiamo visto i contenuti, prima abbiamo visto il contenitore, adesso andiamo a vedere come realizzarlo. Per cui chiederei a Claudio Santi, che è membro del direttivo locale dell'AMPI, nonché amico e compagno di mille battaglie, di venire sul palco. Claudio ci illustrerà invece il modello di governance che abbiamo identificato, la gestione del capitale umano e le sinergie territoriali. Bene, allora, la prima correzione, sono membro dell'AMPI, ma non del direttivo al momento. Ecco, io volevo partire dal titolo, persone ci muovono insieme per fare cultura, sentite? Vieni più vicino, Claudio. Più vicino, ok, perfetto. Allora, il 36% che risponde al sondaggio ha rilevato che la cosa più importante della biblioteca, la prioritaria, è l'accoglienza, cioè il personale che ci lavora, i bibliotecari, devono avere certe competenze. Una appunto è essere capaci di accogliere, poi ovviamente competenze professionali e motivazione. E quindi sono chiamati anche a cambiare un po' il loro tipo di lavoro, cioè anche avere competenze di organizzazione e di operatori culturali. Questo naturalmente poi non è solo questo il compito, ci devono essere anche degli altri operatori professionali che affiancano
ad esempio degli educatori oppure degli animatori culturali, perché ad esempio attrarre i giovani, seguire i giovani è un compito molto complicato, e quindi il team deve essere integrato anche da queste figure professionali. Altro elemento che è venuto fuori dal questionario è l'uso dei volontari. Secondo molti l'uso dei volontari non doveva sopperire alle mancanze di organico, chiaramente dipende sempre dai mezzi e dagli investimenti che si fanno nella biblioteca. Il discorso dei volontari e anche della collaborazione con le associazioni deve essere un più, qualcosa che arricchisce l'offerta della biblioteca. Ad esempio saper ascoltare i giovani, oppure saper organizzare i laboratori, ecco, sono competenze che vengono richieste in questo tipo di nuova biblioteca che proponiamo. È un valore aggiunto. Come gestire la biblioteca? E questo, ecco, arriviamo all'implementazione. Cioè, una volta realizzato il contenitore, bisogna farla funzionare, che cammini per le proprie gambe, e quindi ci vuole un investimento. È molto positivo che molte persone abbiano risposto dicendosi disponibili a collaborare nella gestione della governance, e quindi creare un comitato scientifico a cui naturalmente parteciperà l'amministrazione, poi però ci saranno le associazioni, ci saranno i cittadini interessati, e si creerà una sinergia con il tessuto civile della città. Questo appunto è molto importante. Le due parole chiave sono partecipazione e condivisione. Ho dimenticato un po' il discorso della scuola. È importantissimo poi da questo punto di vista collaborare col territorio. Ad esempio noi abbiamo con le scuole, anche attraverso questo consiglio di comitato scientifico, di contattare le scuole, specialmente le scuole superiori. Abbiamo questi superiori, il Berto e la Stori, con cui si può collaborare su vari aspetti, ad esempio prevedendo dei percorsi con le scuole di alternanza scuola-lavoro, adesso hanno un altro nome, comunque in cui gli studenti partecipano alle attività della biblioteca, oppure appunto anche collaborando con la leva civile. Ultima cosa, non ultima come importanza, come reperire i fondi. Allora, chiaramente per realizzare tutte queste cose che abbiamo previsto servirà a raccogliere anche delle risorse. Una possibilità è creare anche una struttura, un ufficio che monitori i fondi europei e che sia in grado anche di partecipare eventualmente a questi e per i fondi, oppure anche con gli sponsor, appunto trovare degli sponsor che siano disponibili a contribuire alla biblioteca. È importante anche il rapporto con le università, con gli atenei, e questo ci può aiutare ad esempio per l'aspetto della comunicazione. Sappiamo tutti quanto è importante avere un sito web aggiornato e ricco, e appunto la comunicazione digitale, specialmente rispetto alle nuove generazioni. E con questo avvengo. Grazie Claudio. Sempre restando sul come, adesso esporremo invece la parte del progetto legata ai temi degli orari, dell'accessibilità e del coinvolgimento della cittadinanza attiva, per cui chiederei a Marco del Movimento 5 Stelle di venire qua con noi a spiegarci questa parte del progetto. Grazie. Grazie Giacomo, buonasera a tutti. A me toccano appunto aspetti di natura comunicativa, ma non sono solo indicazioni preziose che chi ha risposto al sondaggio
ci ha dato sono anche secondo me degli indicatori che ci dicono quanto questa biblioteca, questo centro cittadella della cultura è un bisogno della cittadinanza. Naturalmente le richieste di chi si è espresso ci dicono che deve essere completamente accessibile, per cui completamente priva di barriere architettoniche, naturalmente e meritoriamente, ma non solo, ci chiede anche che vengano previsti sussidi e supporti per esempio i potenti, quindi audiolibri. Ancora viene chiesto di organizzare un sistema di prestito diffuso o addirittura di trasporto sociale per chi dalle periferie, dalle frazioni non riesce a arrivare con i mezzi propri, con le proprie capacità alla biblioteca. Quindi una cittadella della cultura veramente disponibile per tutti. L'80% di chi si è espresso dice che l'orario era proseguire fino alle 20, quindi con un'utilizzabilità non solo proseguita nel pomeriggio, ma anche eventualmente per i lavoratori che hanno terminato la loro giornata lavorativa. Quindi questo è un altro elemento che ci dice che ce n'è molta voglia e molto bisogno. Ancora il 49%, cioè uno ogni due, dice sabato e domenica dovrebbe essere aperta. E questo mi pare un segnale ancora più forte della necessità di avere un punto di aggregazione di questo tipo. 7 giorni su 7 è un elemento di totale copertura della settimana, quindi vuol dire che c'è la voglia, la necessità, così sente bisogno di andarci anche nel fine settimana. Non sono solo gli studenti, anche se la quota di giorni è molto alta, quindi probabilmente è uno strumento anche utile a questo fine. Il 42% è disponibile a fare cittadinanza attiva, perché naturalmente per essere aperti 7 giorni a settimana fino alle 20 probabilmente è necessario qualche attività sussidiaria, di gestione sussidiaria rispetto al personale che propriamente lavora nella biblioteca. E questo è un altro dato interessante, perché il 42% è tanta disponibilità delle persone a progettare, a partecipare alle mozioni e anche appunto fare gestione sussidiaria. Quindi questi tre elementi, a mio avviso, ci dicono che c'è molto bisogno di questa cittadella della cultura, c'è molto bisogno della sua apertura, della sua disponibilità 7 giorni alla settimana con un orario ampio, e c'è la disponibilità delle persone di mettersi in gioco per supportare questa apertura ampia, questa disponibilità ampia. Quindi io prendo in prestito un'immagine che ha appellato Paola prima di me. È chiaro che vedere magari una sera di inverno all'inbuio le luci della biblioteca che si affacciano sul parco, quelle bellissime immagini che abbiamo visto là, mi pare che sia un elemento che ci possa, come dire, portare a supportare tanto questo progetto, che mi pare molto interessante per la collettività. Grazie. Grazie Marco. Adesso andiamo a completare la presentazione del documento, che poi dopo Franco vi spiegherà come scaricare e consultare, con una parte di indicazioni operative per l'amministrazione comunale, per la quale passo la parola alla nostra consigliera comunale di AWS, Tranquilli Guidi. Grazie Marco e buonasera a tutti. Come appunto vedete nelle slide siamo alla conclusione e illustreremo appunto le indicazioni operative da consegnare all'amministrazione, quindi quelle indicazioni che seguiranno l'eventuale approvazione in Consiglio Comunale della proposta che vi abbiamo presentato questa sera. Sono quindi è un percorso che non finisce qua, non finisce in Consiglio Comunale, ma anzi per assurdo inizia a seguito di questo momento. Ci sono 4 proprio fondamentali. Il primo è la costituzione di un comitato scientifico, un comitato trasversale, multidisciplinare, in cui seguono vari appunto, partecipanti. Abbiamo pensato infatti di far sedere in questo comitato l'amministrazione, ma anche i dirigenti della pubblica amministrazione. Oltre a queste 2 figure fondamentali abbiamo pensato anche di far partecipare degli esperti, vediamo Antonella e il suo enorme contributo a questa proposta.
non solo, anche tutta la parte degli esperti della progettualità architettonica, quindi architetti, ma anche la parte di cittadinanza, quindi i rappresentanti delle associazioni culturali e del comitato appunto degli studenti. Questo comitato quindi al comitato è affidata la progettazione architettonica, ma anche il piano di gestione culturale, quindi approfondire tutte le tematiche che abbiamo visto questa sera. Dall'altra parte ci sarà appunto anche la costituzione di un tavolo civico, quindi anche in questo caso rientreranno in gioco i cittadini che saranno di nuovo i protagonisti, saranno quindi la base per definire il futuro di un comitato di gestione che peraltro appunto abbiamo già visto con Claudio, che quindi definirà i cosiddetti patti di cittadinanza attiva, che definiranno quindi orari di apertura e tutta la governance appunto della futura biblioteca. Il terzo punto è appunto l'istituzione di un ufficio dedicato al monitoraggio dei bandi sia regionali ma anche europei, che ben sappiamo insomma che i fondi che ad oggi ha destinato l'amministrazione comunale per il progetto della biblioteca, ovvero 2 milioni di euro, non saranno sufficienti per portare a casa tutto ciò che abbiamo presentato questa sera, quindi i bandi fungeranno proprio da aiuto, da supporto a tutte le progettualità. E infine un budget destinato, in questo caso invece dall'amministrazione comunale, che servirà non solo per lanciare in termini comunicativi, qua ritorno a ciò che insomma ci ha spiegato Claudio dal punto di vista comunicativo, quindi comunicare, diffondere il più possibile l'apertura della biblioteca, ma anche proprio inaugurarla finalmente, quindi lanciare tutte le progettualità che ci ha raccontato Irene, insomma, che sono state esposte questa sera, e finalmente dirci che insomma, il progetto è partito. E su questo volevo un attimo concludere la conclusione ringraziando veramente tutti, perché è stato un percorso veramente partecipato, partito dal basso, e quindi grazie insomma, a chi ha sottoscritto il questionario, a chi è qui questa sera, ai nuovi voti anche che vedo, e a chi insomma ha dato in fondo a tutto questo progetto. Grazie. Grazie, questa era in realtà l'unica parte che dovevo esporre io questa sera, se non ci fossero state le vicissitudini dell'ultimo momento, che in realtà è il fulcro del dibattito a cui assisteremo da qui al prossimo mese, che ci accompagnerà al fatto di portare questa mozione in Consiglio Comunale, perché è un dibattito che in parte in Consiglio Comunale è stato già anticipato nelle puntate precedenti, quando si sono messi a disposizione questi fantomatici 2 milioni, e che contrappone quella che è la visione che proponiamo noi, quindi una visione legata all'ampliamento e alla ristrutturazione dello spazio esistente, con invece la visione dell'amministrazione comunale che, senza girarci tanto attorno, prevede l'acquisizione dell'attuale centro pastorale e la sua ristrutturazione e messa a dimora all'interno della biblioteca. Per cui, visto e considerato che fin dal principio noi abbiamo approcciato in maniera molto laica e super partes a tutte quelle che potevano essere le soluzioni messe in campo, abbiamo chiesto anche ai nostri esperti di andare a fare un rapido confronto in termini di costi-benefici tra quella che poteva essere la soluzione prevista, proposta dall'amministrazione comunale, e quella che invece sarebbe stata la soluzione che andavamo a proporre noi, proprio perché poi, al netto della volontà comune di investire su quest'opera pubblica, il dibattito nelle prossime settimane vedrete che verterà proprio su questo. E i risultati di questo studio comparato sono estremamente, dal nostro punto di vista, significativi. Proviamo ad andare a valutare la prima ipotesi, che è l'ipotesi della trasformazione del centro pastorale. Vediamo che la stima dei costi, che prevede ovviamente dei valori medi su un delta che oscilla tra il 15 e il 20% in più o meno
dei costi che adesso vedrete, sia per un'ipotesi che per l'altra. Vediamo come per quanto riguarda il centro pastorale la prima cifra significativa è l'acquisizione dell'immobile, stimata in 2 milioni di euro, perché questi sono i soldi che attualmente mette a disposizione l'amministrazione, non sappiamo se però poi dopo ne serviranno altri o meno solo per la parte di acquisizione. Poi c'è la parte di adeguamento strutturale e sismico, che fin tanto che la struttura non sarà periziata non possiamo in qualche modo prevedere quelli che poi saranno gli interventi di adeguamento sismico strutturale dell'impianto, però li abbiamo stimati in 45.000 euro. Dall'altro lato abbiamo il rifacimento degli impianti che invece cuba all'incirca 450.000 euro, 550.000 euro per l'adeguamento strutturale e sismico. Per quanto riguarda il rifacimento degli impianti all'incirca 550.000 euro. Per quanto riguarda l'antincendio più l'accessibilità abbiamo stimato 250.000 euro. Ovviamente queste stime sono delle stime fatte su quelli che sono gli andamenti mediani degli impianti di questo tipo di interventi sul mercato oggi, e tra l'altro non per quel che riguarda cubature residenziali ma per quel che riguarda cubature relative ad impianti pubblici. Poi l'efficientamento energetico e acustico, perché c'è stato, sa che effettivamente il centro pastorale ha bisogno di un intervento di questo tipo, soprattutto nella sala grande che cuba altri 250.000 euro, arredi e allestimenti ulteriori per la biblioteca all'incirca 50.000 euro, spese tecniche imprevisti che abbiamo messe altri 50.000 euro. Un totale stimato all'incirca di 4 milioni e mezzo di euro. Quali sono i punti di forza di questo tipo di soluzione? I punti di forza sono la posizione centrale, che però come vedremo è un punto di forza ovviamente anche della proposta che facciamo noi, il riuso di un edificio esistente, per cui non l'introduzione di nuova cubatura, e tempi percepiti più rapidi. Percepiti perché, come abbiamo visto, in realtà l'iter di acquisizione del centro pastorale è un iter che dura da molto tempo e molti mesi, e probabilmente molti ne richiederà, per cui ai tempi tecnici di programmazione standard dobbiamo aggiungere anche quelli di acquisizione dell'immobile. Quali sono le criticità più importanti che abbiamo ritrovato? Il primo è il rischio di extra costi, perché attualmente non possiamo sapere cosa c'è effettivamente dentro. Noi abbiamo fatto un primo accesso atti, nel quale abbiamo potuto verificare tutta una serie di caratteristiche, compreso il tema della staticità, però tante altre cose nel momento in cui si andrà a periziare l'immobile potrebbero venire fuori, per cui ovviamente ci potrebbero essere dei costi aggiuntivi. Come diceva e annunciava prima Gianni, viene meno il tema della flessibilità, proprio perché è uno spazio che è chiuso in se stesso e non ha ulteriori spazi di ampliamento o di modifica interna, salvo l'aumento di quelli che sono i costi, e poi ovviamente ha dei costi energetici e manutentivi superiori, perché la vetustà dell'immobile è molto più alta di quello che invece sarebbe quella di un immobile ex novo o ristrutturato. Andiamo invece adesso a vedere quella che è l'ipotesi B, l'ipotesi numero 2, che è quella che proponiamo noi. Allora, nella stima dei costi noi abbiamo messo 2.800.000 euro per la ristrutturazione dell'esistente più il primo stralcio del nuovo edificio, che attenzione è un edificio però che ovviamente da un punto di vista dell'efficientamento energetico, per quelle che devono essere le caratteristiche ai quali è vincolata la pubblica amministrazione, giustamente nel momento in cui si va a costruire una nuova opera pubblica, sarà un edificio a impatto quasi zero. Dall'altro lato abbiamo imputato all'incirca 350.000 euro in
spese di sistemazione, aree verdi e connessioni, più altri 55.000 euro, scusate, per arredi, parte mediatica e tecnologie, più spese tecniche e imprevisti. Il tutto per un totale, anche qua è una linea mediana, di all'incirca 4.300.000 euro. 4.300.000 euro che, come vedete, è una spesa che è esattamente sovrapponibile a quella dell'ipotesi A. Vediamo quali sono i punti di forza però. È un edificio progettato come biblioteca contemporanea, per cui non è un edificio che viene riadattato per essere biblioteca, è un edificio che nasce come tale e quindi anche gli spazi sono strutturati come tali. C'è un'integrazione con il parco e con il verde, che per noi politicamente è una risorsa in più. Dall'altro lato invece sappiamo che il mantra dell'amministrazione in carica è quello dell'ecodemolizione, per cui tradotto de far netto, perché se vero veda netto, ok? Per cui probabilmente questa integrazione con il parco e con il verde andrà in secondo piano in virtù, tra virgolette, di un dato meramente paesaggistico, che è bello vedere che non c'è più niente, poi però ci lamentiamo della mancanza degli spazi sociali, e soprattutto questa è una struttura che avrà minori costi di gestione nel lungo periodo da un punto di vista sia della manutenzione che da un punto di vista dei costi energetici. Ci sono anche delle opportunità: maggiore flessibilità futura, per cui è uno spazio che volendo poi può essere ulteriormente ingrandito, perché l'area è un'area di 2000 metri quadrati, per cui spazio per allargare ulteriormente la struttura ce n'è. Inoltre ci può essere un accesso più facilitato a quelli che sono i bandi green e i bandi culturali, proprio perché è una struttura nata ex novo e quindi i bandi soprattutto europei premiano più che la riqualificazione degli spazi esistenti le strutture ex novo, perché per tutti i motivi che dicevamo poc'anzi. E poi si parla di una cosiddetta biblioteca parco, per cui una biblioteca che non debba semplicemente esprimere i propri servizi all'interno delle mura, ma che possa esprimere i propri servizi anche al di fuori di esse. Ma non è finita qui, perché giustamente poi c'è stato posto anche il tema, sì, però cosa ne facciamo del centro pastorale? Posto il fatto che il centro pastorale attualmente non è uno spazio pubblico o di proprietà pubblica, svolge una funzione pubblica molto importante per la città, ma non è uno spazio di proprietà pubblica. Noi però in questi mesi di interlocuzione con la Curia abbiamo segnalato quello che per noi poteva essere un'opportunità, una destinazione da poter cogliere, e quindi abbiamo girato ai proprietari dell'immobile la proposta di far sì che il centro pastorale diventasse una residenza universitaria per i ragazzi che frequentano le università, per il quale Mogliano Veneto è effettivamente un crocevia importante. E uno dice giustamente: ma dove sei che trovi gli SCAI? Li troviamo all'interno del bando di Cassa Depositi e Prestiti, un bando che è uscito, è stato anche rifinanziato per una seconda volta, molto importante, perché mette quasi 1 miliardo di risorse a livello nazionale per andare appunto a creare nuove residenze universitarie, perché sappiamo che il tema della residenza universitaria è diventato atavico in questo paese per la mancanza di accesso da parte dei ragazzi al tema dell'abitare della casa nel momento in cui devono esercitare il proprio diritto allo studio. Stiamo parlando di un bando che ha un prestito a tasso agevolato, che ha una durata fino a 30 anni, per cui eventualmente spalmabile in termini di investimento, e che dà un contributo a fondo perduto dal 20% in su a seconda del progetto che viene erogato, con una media all'incirca di prestito di 22.000 euro a posto letto che poi ovviamente in modo calmierato può essere
messo sul mercato e quindi generare anche una rendita per chi fa questo tipo di investimento. Perché secondo noi sarebbe la scelta giusta per Mogliano? Perché aumenta l'attrattività del territorio per studenti e soprattutto per giovani talenti, perché genera un immobile privato con funzione utile e sostenibile, perché genera ricadute economiche e occupazionali, perché rafforza il ruolo di Mogliano come città di servizi e connessione, perché posiziona la città come polo strategico tra i due grandi atenei che ci sono all'interno del nostro territorio. Cosa facciamo? Cosa si potrebbe fare ovviamente nel momento in cui fosse messa in piedi questa strategia di student housing, che ovviamente noi non ci inventiamo oggi perché c'era già all'interno del programma elettorale. Si risponde al bisogno di alloggi per studenti, si fa un investimento che è sostenibile, c'è un'ottima sinergia di partenariato tra pubblico e privato e ci sono grandi benefici per la comunità. Quindi ci sono, poi ovviamente c'è un percorso di trasformazione che parte dalla valutazione dell'immobile, alla progettazione, alla fattibilità, alla partecipazione al bando e alla realizzazione e alla gestione. Noi abbiamo consegnato poi tutta quanta questa documentazione ovviamente ai proprietari dell'area e poi giustamente, non essendo noi i proprietari, decideranno loro cosa fare, però intanto da un punto di vista progettuale, giusto perché poi non si dica che la scelta obbligata è quella di far sì che quell'immobile diventi una biblioteca, noi l'abbiamo messa in campo, anche perché da un altro punto di vista sicuramente la scelta di bussare alla porta del comune, di far sì che il comune vada a fare questo tipo di investimento è sicuramente la scelta più semplice, ma abbiamo visto che economicamente parlando da un punto di vista prospettico probabilmente non è la scelta giusta. Grazie e chiedo adesso a Franco di salire sul palco per indicarci le modalità attraverso le quali proseguiremo questo percorso nel prossimo mese. Allora, se vi è piaciuta la proposta, se vi è piaciuto il metodo con cui siamo arrivati a formulare questa proposta, non si potrà dire certo che non siamo positivi. L'invito è a firmare, ma non solo a firmare, vi dovete fare parte attiva verso parenti, amici, conoscenti, perché l'obiettivo è avere migliaia di firme a sostegno di questa proposta. È essenziale, è importante, perché tutto lo sforzo fatto fino adesso non ha possibilità di successo senza le firme che tutti noi da stasera siamo chiamati, se siamo d'accordo, a raccogliere. È decisivo. A questo punto una parte ha prodotto con grande lavoro, vi assicuro, una proposta. Parla adesso, passa a tutti noi, diventa una nostra proposta, che è una proposta civica, è una proposta trasversale, che potrebbe dare finalmente una soluzione ad una richiesta datata da 30 anni a Mogliano. Allora, praticamente, prima di dare la parola ad Antonella, che parla di Scasata e darà la voce poi a tutti voi, abbiamo scelto, come sempre a Mogliano, per tener conto delle varie, diciamo, know-how tecnologico, il classico: ogni lunedì mattina del mese di giugno ci sarà un banchetto in Galleria Avogadro. Più il 2 di giugno l'ANPI ci dovrebbe ospitare per la raccolta delle firme anche presso il loro banchetto, e di questo ovviamente ringraziamo l'ANPI. Faremo a questo proposito una lettera aperta alle associazioni, tutte quelle di Mogliano, alle associazioni di quartiere, ai corpi intermedi, ai sindacati, agli imprenditori, agli artigiani, ai commercianti, perché tutti si facciano interpreti, se sono d'accordo ovviamente, di questa proposta, in maniera che sia di tutti e tutti abbiano la possibilità, uno, di conoscerla e due, di firmarla. Quindi, banchetto, classica firma,
al banchetto ci sarà sempre qualcuno il lunedì mattina in Galleria Borgata. Questo, diciamo, è il metodo classico. L'altro è il metodo, diciamo, un po' tecnologico. Il metodo tecnologico però, guardate che è semplicissimo, è buono anche per chi ha i capelli bianchi come me, nel senso che gli 817 questionari riempiti sono stati fatti esclusivamente tramite l'inquadramento del QR code. Questa è la musichetta di commento sottolineata. Allora, per chi ha un telefono di medio è sufficiente usare la camera fotografica, inquadrare e lì parte tutto il processo che è sufficiente seguire. Per chi non avesse un telefono abbastanza moderno, si tratta di scaricare, sempre che non ce l'abbia già, l'app del QR code e tramite quello utilizzare l'inquadramento e accedere al QR code. Una volta inquadrato il QR code e ti rimanda alla piattaforma di change.org, sono 3 passaggi. Si segue, viene richiesto e si può saltare la possibilità di fare una donazione a sostegno della campagna, altrimenti poi c'è un link molto importante per passare appunto l'informazione ad altre persone. Questo ve lo consiglio caldamente se siete d'accordo con la nostra proposta, e alla fine il terzo passaggio si firma. Arriva una mail di conferma su cui dovete confermare che siete voi. Operazione finita, 2 minuti di tempo. Nel passaggio c'è una descrizione breve del progetto, ma c'è anche un link, un bottone, cui potete scaricare la sintesi di tutti i dati del questionario e dei tavoli tematici. L'ho sintetizzato io, come dicevo, non è stato semplice, se c'è qualche inesattezza non vogliatemene, è colpa mia. Quindi la pratica è molto molto semplice e vi invito a provare. Qui adesso non so se ci sia linea sufficiente, ma è veramente semplice e casomai ci sono sempre i banchetti e troveremo, se è il caso, altre modalità di raccolta firme. A questo punto un'ultima cosa. È importante anche dire che, a differenza di altre raccolte firme nelle quali avevamo l'obbligo di certificazione, in questo caso, facendo riferimento all'articolo 64 dello Statuto Comunale, non c'è obbligo di certificazione. Questo significa che se qualcuno si prende la briga di prendersi 3, 4, 5 moduli e nell'arco della nostra giornata andiamo in giro, troviamo persone potenzialmente interessate alle quali chiediamo di fare una firma, questo non è solo legalmente possibile, ma è anche caldamente consigliabile. Primo punto. Secondo punto, lo sforzo deve essere uno sforzo che si concentra molto sulla fase iniziale di apertura della campagna che verrà lanciata domani mattina. Perché dobbiamo farlo adesso e non sarà una campagna lunga, ma sarà una campagna tra virgolette lampo? Perché dall'altro lato l'iter amministrativo che l'amministrazione ha messo in piedi per l'acquisizione dell'immobile è già partito, quindi per non arrivare a presentare la proposta in consiglio comunale in tempi troppo dilatati che fanno sì di dare all'altra parte la scusa che i buoi sono già scappati dal recinto e che non si può più fare niente, concentreremo tutta quanta l'attività in queste prime 2-3 settimane, per cui diventa molto importante che il livello di mobilitazione parta già da domani mattina, per cui, come avete visto, anche per evitare facili imbarazzi piuttosto che
il fatto che le persone non si riconoscono in questa proposta perché è una proposta di parte. Come partiti politici abbiamo fatto un passo indietro togliendo i loghi, sarà pubblicizzata non solo senza loghi ma anche con delle pagine Facebook e Instagram totalmente dedicate, proprio per rimarcare quello che è il dato civico di quella che sarà la proposta. È importante che ne raccogliamo tante perché l'iter poi di approvazione sarà il seguente: noi presenteremo la proposta in Consiglio Comunale corredata da firme, questa proposta poi sarà discussa e messa al voto. È chiaro che nel momento in cui noi riusciamo a raccogliere 2.000, 3.000, 4.000 firme, il nostro potere contrattuale aumenta. Nel momento in cui invece le firme sono poche, non serve che vi spieghi poi qual è il risultato che ne andiamo a conseguire. Solo residenti. Solo residenti. Scusate, è possibile raccogliere le firme sul cartaceo? Noi si faccia? Sì. No, ma quindi avremo un cartaceo? Ci sono all'ingresso. Chi vuole prendersi moduli cartacei sono all'ingresso. Domani vi arriverà direttamente il link sulla chat per circolarizzarlo a tutti quanti i vostri contatti. Lascio il microfono a Antonella. Avete fatto un lavoro straordinario, ci siamo visti quanto tempo fa, guardate cosa avete fatto in così poco tempo. E non so che tipo di intervento fare, consigli, riflessioni, aggiungere alcune anche criticità che ho letto nel percorso che avete fatto. Provo a ragionare su alcuni punti. Ho letto i dati che mi erano stati mandati, ho visto il lavoro enorme che avete fatto. I dati, tanti questionari avete raccolto, se non sbaglio, però qualsiasi correzione è ben accetta, mi pare che corrispondano soprattutto a una precisa fascia di cittadini, giovani, studenti, con un alto livello di istruzione. Questo va benissimo, ma non è sufficiente per progettare un luogo per tutti, per progettare una casa che sia veramente la casa di tutti i cittadini di Mogliano. Okay? Nell'ultima slide, nella penultima, terzultima, era scritto Moggiano invece che Mogliano, ricordatevi. E quindi lo sforzo, che non è quello che fate adesso, no, di raccogliere le firme, andando avanti, è quello di coinvolgere le fasce di popolazione che hanno più bisogno, e non necessariamente che hanno più bisogno perché per condizioni economiche. Spesso il bisogno deriva anche dal fatto che hanno meno competenze da tutti i punti di vista, che hanno meno, che sono molto più vulnerabili. Io ad esempio non so, sarebbe interessante confrontare anche tutto questo con dei dati relativi alla popolazione. Quanti sono i ragazzini che hanno abbandonato la scuola, le povertà educative, cioè tutto questo guardate che è fondamentale, quindi una conoscenza approfondita del territorio che poi in una seconda fase, non necessariamente adesso, il lavoro che avete fatto è importante, quindi si va avanti con questo, però guardate che questi dati non sono sufficienti per dire quali sono i bisogni di questa comunità, di questo ne siete perfettamente consapevoli. Perché è molto facile dire in fondo quelli che hanno risposto sono quelli che sono abituati a richiedere dei servizi tradizionali, e lo si vede, cioè le risposte, le domande, le cose tutto sommato sono legate a un'utenza, a delle persone che frequentano la biblioteca
perché o studiano o prendono in prestito i libri. Il pregiudizio più forte che c'è nel nostro paese e dappertutto, e il Veneto vi assicuro che non è così ben visto, è: io non frequento le biblioteche perché non mi interessa studiare, perché non mi interessa leggere. Quindi uno ti propone una nuova, non la chiamiamo biblioteca, non la chiamiamo e il nome è importante. Quando mi ritrovo a ragionare sul nome, la cosa più facile, ma anche quella che funziona meglio, è se quel luogo ha un suo nome d'origine, e quindi se è il chiostro di, se è la fabbrica di, se è la fornace, e quindi dici: dove ci troviamo? Alla fornace, perché poi è quello che accade dentro. Cioè, usare un nome che non sia un nome assolutamente di una persona, che non sia un nome legato a una cultura locale, ma che sia semplicemente molto bello se è il luogo dal quale deriva l'edificio, se non c'è bisogna inventarsi qualcos'altro. Però poi tu dici: dove andiamo? Quando io ho lavorato a Pesaro si chiamava San Giovanni, perché era il convento San Giovanni. Non l'abbiamo mai chiamata biblioteca San Giovanni, si chiamava San Giovanni, e poi è quello che accade dentro che determina che cos'è quel luogo. Se voi gli date un nome che è museo, e tra l'altro, se ci pensate, ne abbiamo già detto l'altra volta, i musei sono i primi che hanno fatto scivolare via la parola museo. Quindi la parola biblioteca cerchiamo di nasconderla, perché è una parola che si tira dietro, soprattutto nel nostro paese, troppi pregiudizi. Quindi di questo avevamo già parlato anche l'altra volta, ma siccome mi sembra un punto che avete sottolineato, e anche su questo può essere fatta una consultazione cittadina, possono essere fatte delle cose, anche se sul nome io credo fino a un certo punto nella consultazione cittadina, a meno che non ci siano 3 o 4 nomi che si sono individuati, e poi uno chiede la scelta su quello. Però io, ad esempio, ci sono anche posti che hanno utilizzato i titoli del mio libro: la Piazza del Sapere, la Casa di Tutti, cioè inventatevi, può essere anche il caravanserraglio, l'App Culturale, il giardino di tutti. Prima quando parlavate, no, mi veniva però il nome. Molte cose magari le ho già dette anche l'altra volta e mi scuso, ma siccome io sono un giorno qui, un giorno lì, alla mia età è facile che io non mi ricordi che cosa ho già detto. Le 3 barriere principali, sa che in questi mesi ho lavorato moltissimo sull'accessibilità per la scuola dei beni culturali assieme a tantissimi altri professionisti, quindi l'accessibilità ha le 3 barriere che io ho incontrato di più, quindi non è l'accessibilità fisico-sensoriale, ma in assoluto la prima barriera sono gli orari, in assoluto. Poi però su qualcosa vi voglio dire sugli orari. La seconda è la prossimità, quindi dove sta, perché se tu stai in cima a un centro storico dove le persone non riescono ad arrivare, non va bene. La terza è chi ci lavora. Quindi se tu hai qualcuno che è assolutamente privo di empatia, è incapace di ascoltare, incapace di relazionarsi con il territorio, perché il lavoro che oggi deve fare chi sta in una biblioteca non è tanto la catalogazione, signori miei, ma la capacità di ascolto e di relazione con il territorio. Questo è fondamentale. Gli orari, 7 giorni su 7 ve li scordate, non esistono. Non c'è nessuno che riesce a garantire un orario, quindi bisogna decidere quali sono gli orari più importanti per la comunità. Bella questa idea di fare nell'edificio alternativo uno studentato. Lo studentato che cosa deve avere? Una sala studio. Questo risolverebbe anche molti problemi rispetto allo studio. Allora, i tempi e i ritmi di vita delle persone sono estremamente cambiati. Non abbiamo più la classe media che lavorava la mattina, forse un po' il pomeriggio. La gente finisce di lavorare tardi. Non pensiamo all'intellettuale in pensione, non pensiamo a quello, c'è anche quello. Ma per chi facciamo un investimento di questo genere se non per far vivere meglio questo territorio, per far vivere meglio una città, e perché quel luogo può insegnare alla città a vivere meglio.
perché le cose che accadono lì dentro possono essere cose che ti fanno capire relazioni, ti fanno capire cosa significa fiducia, cosa significa accoglienza, cosa significa stare insieme, cosa significa guardarsi negli occhi, cosa significa parlarsi in un mondo in cui non incrociamo più lo sguardo degli altri, perché ci fa paura, perché ci genera proprio un sentimento di incapacità di confronto. Quindi noi abbiamo bisogno di questi luoghi, se no non vale la pena di spendere soldi per accumulare altri libri. Lo dico sinceramente da bibliotecaria, me ne occupo da 50 anni, in un paese in cui non si legge, in un paese in cui il 30% della popolazione frequenta le attività culturali, 30% che coincide con una classe di laureati. Dove vogliamo andare? Io ho votato a Venezia. Dove vogliamo andare se non ci rendiamo conto della complessità di un territorio e delle difficoltà di un territorio? Quindi luoghi di questo genere, io sono e continuo ad essere appassionata di questi luoghi perché penso che possono essere quelli che aiutano veramente un territorio a trasformarsi. Quindi ritorno agli orari. Per me gli orari essenziali, fondamentali, sono quelli che entrano nel tempo libero delle persone, sono quelli che quando tu torni a casa puoi andare. Allora in tutte le biblioteche, quando voi vedete quali sono le frequentazioni, la frequentazione durante la settimana comincia ad avere delle punte. La frequentazione dei servizi, non dico l'occupazione di un tavolo, comincia attorno alle 5 di pomeriggio, quando i bambini escono da scuola, quando forse chiude qualche servizio, eccetera, eccetera. E poi c'è la domenica pomeriggio. Ma la cosa interessante è che il pubblico che frequenta, io ho fatto varie esperienze di questo tipo, la domenica un luogo entra nel tempo libero delle persone, che è una cosa completamente diversa. Si può pensare a una sala studio dove gli studenti possono avere un tempo lungo ed entrano con un pass e quindi che ha una sua autonomia nella gestione del tempo, ma non è pensabile che noi spendiamo soldi per tenere aperto un luogo quando ci stanno solo i ragazzi a studiare. Per me è importantissimo che studino insieme, vogliono studiare insieme, vogliono stare insieme, ma ancora di più mi piacerebbe che poi diventassero dei cittadini che continuano a vivere quel luogo. Questo non accade quasi mai, perché la maggior parte degli studenti, finito il momento dello studio, non ci ritornano. Allora quello bisogna interrogarci: perché non ci ritornano? Significa che quel luogo non è riuscito a trasmettere che può essere utile in altri momenti della tua vita, quando diventi papà o mamma, quando sei alla ricerca di un lavoro, quando ti senti solo, quando hai caldo o freddo, perché oggi abbiamo più che mai bisogno di rifugi climatici. Già ieri leggevo la quantità di persone che stanno morendo per il caldo. Quindi noi non possiamo pensare di avere luoghi pubblici pagati con i soldi dei cittadini che non stiano dentro anche a questi problemi che toccano il nostro tempo. Quindi è un mondo che sta cambiando e non possiamo continuare a pensare di progettare, di vedere i luoghi come se fossero ieri o ieri l'altro. Quindi gli orari vanno studiati in base ai tempi e ai ritmi della popolazione. Difficilissimo, perché chi ci lavora vuole fare l'orario del dipendente comunale spesso, che è la mattina con 2 rientri. A questo dobbiamo mettere un po', dobbiamo ragionare, soprattutto se facciamo, perché i 3 momenti fondamentali per la realizzazione di un servizio sono, e dovete concentrarvi di più su questo, non adesso va benissimo, io lo dico, prima sul progetto culturale. Il progetto culturale è il primo passo e questo già lo state facendo con i cittadini, ma va elaborato molto di più. Il secondo punto è la gestione, e nella gestione c'è il personale, ci sono i cittadini attivi, che io non chiamo volontari, ci sono gli orari e tutto quello. Ultimo viene l'edificio, perché l'edificio si adatta a tutto quello che c'è prima, i tempi e i ritmi di vita, la trasformabilità degli spazi che la mattina possono accogliere
il corso di yoga, il pomeriggio possono accogliere le signore che vanno, mi è capitato l'altro giorno, se vi capita andate a vedere questa biblioteca perché sta funzionando benissimo, che è la biblioteca di Predazzo. Ero l'altro giorno a presentare un libro ed è una biblioteca che già funzionava bene, da quando è nuova. Il lavoro che è stato fatto è un lavoro per mettere tutti i libri di copertina, per far sì che le persone con il proprio corpo non trovino la sedia giusta, eccetera. Impresta 3 volte tanto i libri che imprestava prima. Quindi significa che se tu entri per fare delle attività di altro tipo, poi inciampi in un libro, Allora, l'altro giorno ero lì, sono arrivata un po' prima, c'era un tavolo lungo da qui a lì con una ventina di signore che stavano, chi cuciva, chi faceva l'uncinetto, chiacchierando. Uno dice: ah, mi dispiace, non riesco a sentirla perché devo prendere la corriera. Ma sapete cosa hanno detto? Hanno detto: noi qui veniamo non solo perché stiamo insieme, perché oggi la solitudine è la cosa che colpisce di più le persone, ma perché è un tempo che ci prendiamo, no? Diciamo, senza... non è ogni cosa che noi facciamo la facciamo perché la dobbiamo fare. Questo è un tempo per noi totalmente libero, gratuito, no? Che ci pigliamo, dove nessuno ci chiede di fare questa cosa. Io trovo questo straordinario. Quindi la mattina facciamo yoga, magari il pomeriggio c'è questo e la sera diventa qualcos'altro. Quindi i nostri spazi flessibili devono essere flessibili al massimo per accogliere qualsiasi tipo di attività. Quindi tutto su ruote, tutto spostabile, eccetera, eccetera. Ma oggi questo è una cosa. Sapete qual è uno dei servizi, dei luoghi che io propongo e che stanno funzionando e che all'estero ci sono sempre? La cucina. In assoluto la cucina è il posto più richiesto. Se sono studente mi posso scaldare qualcosa, ci facciamo i corsi di cucina che piacciono moltissimo. Se voglio fare un compleanno perché devo andare al McDonald's e non posso venire qui, cioè è un luogo che funziona benissimo. Poi lo puoi trasformare in un laboratorio manuale perché c'hai l'acqua, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è interessante. In più i cittadini, quando fai dei processi partecipativi coinvolgendoli non necessariamente sul percorso dove tu ascolti diverse fasi dei cittadini, molto spesso ti chiedono un posto dove poter mangiare insieme, dove poter fare da mangiare e mangiare insieme, perché ormai le case sono sempre più piccole e tu non hai nessuna voglia di andare a festeggiare in pizzeria in maniera rumorosa, e quindi avere un posto che ti viene. Però tutto questo è un lavoro, capite, di progettazione, soprattutto di progettazione, e quindi il posto è difficile. Prima qualcuno parlava della biblioteca degli oggetti, cioè dentro ci può accadere di tutto e di più, però deve rispondere a dei bisogni del territorio. Cioè la biblioteca degli oggetti sono quelli dove tu vai a prendere in prestito degli oggetti che non utilizzi tutto l'anno. Poi c'è il caffè dove vai a riparare, si chiama Repair Caffè, dove tu porti degli oggetti a riparare e ci sono i cittadini che te li riparano, quindi è un trasferimento di competenze. Poi ci sono le biblioteche tipo Odi, ma ormai all'estero questo c'è da una vita, dove si imprestano gli strumenti musicali. Quando tu entri vedi una parete di... c'è anche una foto nel libro Una casa di tutti, di chitarre, e tu ti prendi in prestito la chitarra. Però è anche pieno di strumenti musicali da suonare lì, il pianoforte silenziato, la batteria silenziata, perché in casa non hai più spazio, perché in casa spesso non hai soldi. Oppure tutti quelli, una delle cose che sta andando moltissimo, è l'ascolto dei vinili. Magari tu a casa non hai i giradischi, te li porti dietro e vai ad ascoltarli lì, ma magari c'è anche qualcuno che te li regala, eccetera, eccetera, eccetera. Vi potrei tenere qui tutta la notte a raccontarvi delle cose che accadono, ma non è che uno fa l'elenco di queste cose. L'elenco nasce insieme alle persone che si rendono disponibili e che vogliono quella cosa. Può essere anche un investimento che tu fai. Per esempio a Bologna a un certo momento per i ragazzini che problematici, no? Che
montavano, spaccavano tutto, hanno messo in piedi un centro musica, ma soprattutto una salita di registrazione con degli strumenti che a loro casa non potrebbero mai avere. È un luogo fantastico, è un luogo dove una ragazzina arriva arrabbiata, compone una canzone ed esce e dice: adesso sto meglio con me stessa e sto meglio con tutti gli altri. Questi sono i posti di cui abbiamo bisogno, signori miei. Siamo convinti? Dopo c'è anche il libro, io non lo escludo il libro, infatti dicevo prima nei presti di più, ma se vogliamo che sia veramente un luogo per tutti, dobbiamo partire dai bisogni di tutti e non dai bisogni di chi ha già dei comfort. Parlavate del progetto, io credo che vada assolutamente fatto, e quindi lo dovete chiedere, un bando il più possibile aperto, magari delle fasi differenti. In questo momento io sono coinvolta in una cosa a Bologna, dove nel bando, siccome è un museo per i bambini e le bambine, hanno fatto una cosa, è stata fatta con i ragazzini hanno detto come lo avrebbero voluto, che cosa ci vorrebbero trovare, e tutte queste cose sono diventate linee guida del bando. Prego, non metterle come parole chiave, come concetti chiave, ma poi dobbiamo batterci, magari, credo che si possa fare anche in Italia, per fare delle cose dove tu fai il primo bando, poi fai una prima selezione, ne tiri fuori 4 o 5, poi quelli li sottoponi ai cittadini. I cittadini ti danno dei consigli e poi alla fine chi sceglie tenendo anche conto del ragionamento dei cittadini. Questo sarebbe veramente fantastico. Due riflessioni ancora su i cittadini attivi e associazioni, comitati scientifici, eccetera. Allora, io forse ho interpretato male. Se voi pensate a un gruppo che mette insieme diverse competenze, da chi ne sa di biblioteca, al RUP, all'amministrazione, all'architetto, cioè diverse competenze, e queste competenze insieme realizzano il progetto, mi va bene. Se voi pensate al comitato scientifico come un qualcosa di governance di questo luogo, non mi va bene, perché vengo da decenni di comitati di gestione, di cittadini che venivano messi lì perché non venivano eletti, eccetera, eccetera. La decisione di cosa deve essere acquistato, di cosa fare, deve essere una decisione politica, deve essere una politica e culturale. Non può essere frutto di un gruppo che decide come quel luogo deve funzionare. Quindi questo deve essere, ve lo assicuro, molto chiaro. In più io, capite da che parte sto, non sono per nulla per fare per dare alle associazioni un potere in quanto associazioni, perché ognuno si porta dietro, anche di questo ne abbiamo già parlato probabilmente, si porta dietro la propria autoreferenzialità, la propria simpatia o antipatia, allora che stiano dentro in un gruppo amici della biblioteca, amici di quello che volete, però dove ognuno fa un passo indietro, perché la cosa più importante è costruire un progetto culturale, una governance, un prenderci cura di quel luogo insieme, ma non perché io ho uno spazio, perché ho diritto a uno spazio, ma ci deve essere continuamente. Se tu vuoi fare qualcosa dentro, sono felice perché tu mi porti i tuoi e io aggiungo qualcosa ai tuoi perché vieni in un luogo neutro, in un luogo differente. Però decidiamo insieme anche che cosa fare. Decidiamo insieme perché facciamo quella cosa, perché quella cosa sta dentro la mission della mia biblioteca. Tante cose avete detto per cui ci sarebbe troppo da dire, però c'è una cosa che non ho mai sentito e che vorrei invece che diventasse parte del progetto. Oggi non si ragiona più sulla cultura se non la mettiamo vicino al welfare, al benessere. Cioè ormai è obbligo ragionare sopra
soprattutto per tutti quelli che sono i servizi pubblici del rapporto tra la cultura e il benessere delle persone. Se voi solo scrivete queste parole, vedete la quantità ormai di studi, di analisi, di ragionamenti che vengono fatti su questo. Se tu stai in un luogo dove fai delle cose insieme alle persone, ti ammali meno. Se tu stai in un luogo dove hai l'Alzheimer, ma non vieni e non sei chiuso in casa con la badante, ma stai in un luogo dove puoi vedere gli altri, dove gli altri, perché questo è bellissimo, gli altri si abituano alla tua presenza, perché sennò tutte queste persone non le vogliamo vedere. C'è una regressione della malattia. Allora questo è il punto sul quale lavorare, il punto fondamentale. La lettura ha a che fare moltissimo con questo, però deve essere inserita all'interno di questo percorso. I primi 1000 giorni dei bambini sono fondamentali, anche i 9 mesi che stanno in pancia, si aprono, si chiudono le sinapsi, e i 3 luoghi fondamentali in una biblioteca, spazi fondamentali, sono sicuramente uno spazio studio silenzioso, ma piccolo, perché poi agli studenti piace stare in giro nelle poltrone, seduti per terra, in un podio. Voi provate a vedere in giro nelle biblioteche, potete anche farlo semplicemente andando in internet. Non vedete nelle nuove biblioteche uno seduto al tavolo, sono tutti seduti nelle poltrone, ma ti credo, abbiamo visto anche qualche foto mia, si sta più comodi. Magari stai tutta la mattina a scuola e poi torni e ti trovi di nuovo con un tavolo e una sedia. No, tutti scelgono un modo differente di stare qui. Poi questo è fondamentale l'unico vero spazio è quello degli 0-3, perché i bambini devono poter gattonare, perché devono poter stare distesi. Io ho l'immagine di un bambino di 3 mesi con la mamma distesi su un cuscinone che leggono insieme un libro. No, serve pochissimo, però quello è uno spazio dove devi poter allattare, dove devi poter cambiare il bambino, c'è uno spazio che ha una sua intimità. Io direi che non ci sono altri spazi, perché tutto il resto si mescola. Non dividiamo i bambini per età, per favore. 0-8, 6-10, l'età dei bambini sono molto diverse. E poi l'altro spazio, ma questa è un'altra cosa ancora, è lo spazio dei ragazzini adolescenti. Però questo è uno spazio che non possiamo pensare di progettare noi adulti, perché devono essere loro che lo progettano, loro che decidono che cosa ci vogliono fare dentro, loro che decidono le regole, che decidono come gestirlo. Allora vengono, se no non vengono. Primo perché non li sappiamo badare, non li sappiamo guardare, perché ci danno fastidio con i loro comportamenti. Perché uno deve dire non devi mettere i piedi sul tavolo? Non è questo. Oggi è più importante prendersi cura di questi ragazzi che non sappiamo assolutamente, non capiamo nulla, e quindi dobbiamo lasciare che siano loro anche in qualche modo a costruirsi i loro spazi in cui sentirsi bene, come quel ragazzino che mi ha detto: sai, io qui dentro mi sento bene perché so che non mi può accadere nulla di male. Tu sei il regista. Ah, io Qualcuno vuole intervenire? Eccola in fondo. Però può venire qui per cortesia, perché abbiamo un unico microfono. Un unico microfono che però è passato male. Allora facciamo così, glielo là. Esatto. L'abbiamo fatto. Bene, buonasera a tutti, grazie Antonella, io sono una collega dal Zero Branco, però sono residente a Mogliano e mi spiace un po' di non essere, diciamo, di essermi fatta viva prima, però è andata così, sono qui ora, quindi vedo ora, sento ora le cose che sono state dette, mi complimento per il lavoro enorme che è stato fatto da tutti voi, perché si vede che c'è stato un studio a livello di competenze trasversali. Io vorrei solo dire una cosa, la biblioteca di Mogliano non è da sola perché fa parte di un polo di 25 biblioteche
E questa cosa è molto importante perché è proprio secondo me dal confronto con chi ci sta vicino che possono non solo nascere nuove idee, ma semplicemente dire guardate che queste biblioteche già queste cose le fanno da tanti anni, dobbiamo soltanto andare a vedere cosa fanno, capire se questa cosa è interessante per noi e come declinarla nella nostra realtà. Quindi banalmente, secondo me, nel momento in cui verrà presentato il progetto nel Consiglio Comunale, anche una carrellata di foto delle altre biblioteche, a Silea c'è una biblioteca bellissima, a Preganzola altrettanto, a Zerbrano abbiamo la biblioteca nel parco, quindi tutte le cose che avete detto già esistono, sicuramente lo sapete perché ci avete lavorato, però io porterei questi esempi per dire ragazzi siamo in ritardo 30 anni, questa cosa è chiara, non sprechiamo con questo edificio riadattato che non ha un verde intorno, cerchiamo di fermarci tutti, mettere da parte le idee politiche e ragionare, perché una volta che è stata fatta la scelta credo che sia difficile poi tornare indietro, quindi io credo che appunto anche nel confronto con le biblioteche che ci stanno intorno verranno sicuramente fuori dei confronti interessanti e lì non è che c'è tanto da girare intorno, gli esempi ci sono concreti. L'ultima cosa che dovrei dire, mi aggancio a quanto detto da Antonella, il personale è fondamentale. È fondamentale, noi a Zero Branco siamo in 2 persone più servizio civile, io so che a Mogliano non c'è, per cui sarà sicuramente una cosa da fare, ma un costo irrisorio, 1.100-1.200 euro l'anno e fanno la differenza i ragazzi del servizio civile, però ci vuole personale formato e secondo me non serve avere il bibliotecario, l'educatore, l'animatore, perché il bibliotecario bravo tutte queste cose dentro di sé ce le ha, però devono essere persone che sono motivate e si sentono un po' la missione dentro, perché se no non si va da nessuna parte e quindi c'è l'ascolto, c'è l'accoglienza, c'è il saper far dialogare le realtà tra di loro e quindi è importante, è fondamentale che ci sia personale dipendente più cooperativa, adesso le formule bisogna trovarle, però è indispensabile che l'amministrazione nei capitoli di spesa finanzi, ok i bandi, ok tutto quanto, ma il personale va finanziato in modo stabile, perché sennò non si va da nessuna parte. Ecco. Brava. Qualcun altro? No, io. Ecco. È tardi dovrebbe essere noi, però noi qua abbiamo fatto un lungo ragionamento su, mi perdoni, sul sesso degli angeli, perché queste cose qua vanno dette dopo che abbiamo risolto il vero problema. Queste convincono tutti, più o meno tutti quanti sono convinti in teoria. Il vero problema oggi è decidere e fare tutto quello che si può fare per mettere la biblioteca qua. Quando sarà messa qua, se fosse messa qua, tutti i problemi sollevati adesso, che si possono accettare, si sconfieranno immediatamente, perché il vero problema è questo. E poi non capisco perché poi tu, Giacomo, mi tiri fuori il problema dell'edificio della pastorale, ma che ne frega a me? Devo trovare soluzioni per loro, ma scusa, è affare loro, e poi senti, pensare che gli studenti universitari di Padova vengono qua a ridere, fa letteralmente ridere, perché l'università è un luogo di socialità interna, non deve, uno da Treviso viene qua, uno da Venezia viene qua perché costa meno e uno da Padova lo stesso, ma non esiste. Dobbiamo risolvere il vero problema del luogo della biblioteca, tutto il resto verrà, perché se no noi perdiamo tempo per niente. Bisogna risolvere il problema e mettere in atto tutte le azioni che abbiamo, che ci sono, perché cambino idea, perché quella, e io sono convinto che i calcoli che ha fatto Giacomo sono troppo ottimistici. Io che ho certa dimestichezza con la muratura, mettere le mani sull'edificio vecchio costa un'ira di Dio, conviene molto di più radere al suolo. Ci sono delle villette buttate giù che erano per 20-30 anni per fare edifici che siano rispondenti alle esigenze di oggi. Quello è un fallimento, e quello è il vero problema che abbiamo di fronte.
Quel gruppetto lì ha qualcosa da dire? Adesso mi chiamo in causa. Mio marito. Sono d'accordo con lui, adesso lui l'ha detto in maniera molto brutale, no, sono sempre d'accordo, chiaro. Ecco, però credo anch'io, no, che la questione principale, allora tu mi perdonerai se io appunto sono convinta del fatto che la scelta iniziale della soluzione, diciamo, logistica non sia secondaria, cioè non è che sia la conseguenza prima di un progetto, certo c'è anche questo, però nella fattispecie scegliere di fare la biblioteca di fronte a un parco vuol dire già avere un'idea di biblioteca che risponde a una filosofia di vita, per mio modo di vedere. Una filosofia di vita che è impostata su che cosa? Sull'idea di un benessere che non è solo mentale, ma è anche un benessere spirituale, psicologico, eccetera, di cui noi oggi abbiamo estremamente bisogno, perché con la vita frenetica che abbiamo, con gli stress continui che abbiamo bisogno di avere dei luoghi dove noi possiamo vivere bene, come dicevi tu, star bene dentro in biblioteca, perché nello stesso tempo avverti questo benessere che ti dà anche il verde che hai di fronte. Non è una cosa che puoi frequentare, che puoi anche appunto uscire dalla biblioteca e praticarlo. Allora, questa è già una filosofia, io dico, di vita che noi dobbiamo abbiamo modo di vedere oggi, contrastando un po' un trend che subiamo e che ci costringe a vivere in un certo modo, e la biblioteca concepita così è un'occasione per cercare non di invertire, ma di diciamo in qualche modo alleviare un po' i nostri malanni, cioè una cura dell'anima anche, no? In qualche modo. Bene. Allora, tutto questo che noi appunto ci prefiggiamo di raggiungere, io lavorando oggi al computer e così andando di qua e là, mi sono imbattuta in un passo di un'intelligenza artificiale, la quale, sentite che cosa mi risponde scritto, cosa ho trovato scritto. Quello che noi dobbiamo realizzare è già dato per scontato dall'intelligenza artificiale, cioè dice, se ti trovi dei pressi, scritto l'ho trascritto, se ti trovi dei pressi si parlava appunto di una biblioteca che fosse insieme benessere eccetera. Se ti trovi dei pressi di Mogliano Veneto puoi riscoprire questo connubio tra studio e quiete visitando la biblioteca comunale Ernesto Scoffone. Recentemente al centro di ampliamenti che esaltano l'immersione nel verde e la visibilità offre uno spazio in cui conciliare lettura e relax. Quindi per l'intelligenza artificiale la nostra biblioteca Ernesto Scoffoni è già una biblioteca che si affaccia nel verde e che ti offre un'opportunità che è quella di cui noi stiamo parlando stasera. Qui è già data per acquisita. Allora io penso, è una banalità, ma se così è, noi non dobbiamo tornare indietro, dobbiamo proprio perseguire questa strada. Grazie. È un incoraggiamento. Allora, se non ci sono altri interventi, chiudiamo la riunione, ma con un forte impegno da parte di tutti, non solo di firmare, ma anche di farsi promotori per raccogliere le firme. Buonasera e grazie.